auspician a Le Parey La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe, Agroveterinaria Le Vaque. Acompañan la transmisión FM 100, 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao ciao, come state? Benvenuta alla nuova programmazione di Ale Parey La Fare, la programmazione della famiglia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, Silvia Freire, Córdoba, la Argentina, en que con la programazione 146. Come te stai, Paulín? Come va, Paulín? Come va tu? Come sta tutta nostra cara udienza? Chi casum da sì, da esta parte dell'Eva e anche chi casum dall'altra parte del Bachás. Proprio Parey, Paulín. Tutta la gente que seguita nuestra transmisión, que sigue nuestra transmisión de Ale Parey La Fare, muchísimas gracias, como decimos siempre, per aquel deal, perfetto commentare, anche per condividere a nostra gente, Paulín, Proprio, nauta di minica ti, come diciamo sempre, che numa si abbatte il tacun. Abbatte il tacun, proprio Parey, Paulín. Bene, Luma da salute a nostri amici, a tutta la gente da Córdoba che l'hanno fatto commentare dalla programmazione dalla settimana passata, anche la gente da Varilla, Pablito, che l'ha fatto commentare, e la gente di Freire e tanta gente da Freire che l'ha trovata per la strada, dine, ma come deve sorgere con le cose lì, Per cambiare un po' di provincia, andiamo alla gente di Suardi, nella provincia di Santa Fe, o sempre a condivido, a fare commentare. Sí, veramente, como les decimos siempre, la cuestión es encontrar un tema para chacharar un poco piemontés que tan lindo es, E mi Catania sta cerché abbastanza per, diciamo, per fare una bella programmazione. Diciamo che gli argomenti ai sono, ma venta cerché. Sì, venta cerché. Anche la gente l'Italia, Paulin, l'uma fai scurdere, l'uma fai niente. Tutto che l'hanno vivi, diciamo, dal tempo anche ieri un masnà, diciamo, Tirai andare. Sì, e alle Parey. Che il programma sia un po' Parey. È un po' parecchio. Tante volte parla delle cose un po' più moderne e tante volte a stiluma un po' andare con la storia e ai fa bene alla gente grande y hardcore. Sí, no, proprio Parey, Pablito. Así que bueno, como decimos siempre, la fare es tratar de encontrar algo para chacharar un poco en piemontés. Y a veces también aprendemos cosas que no sabíamos, Pablito, Cuando empezamos a buscar ahí, diciamo, guarda, su Siru sabía un pan, Guarda, non prende a non finis mai. Mai. Alle una roba che tu i dias non prendi una roba nuova. Et firmie emprende a finis umano. Mai. Bien, Pablito, hoy vamos a hablar de la pimienta. La pimienta, una especie, la pimienta, ma come si dice in piemontese? O la pever? No, alle maschil, alle el pever. El pever. E anche el pever. Secondo la parte del Piemonte che si spiasa, si chiama o pever o pever. O pever. Dice che pever alle P dalla parte Turin, d'Anturna Turin, e pever diciamo che alle P il piemontese campagna. La campagna, il pever. Il pever. El pever. E belle sì, in Argentina di più. La pever. Questo di? Però le paparelle. No, alle maschile, alle el pever. Guardati. Se parli in Castilla, la pimienta. La pimienta. En piemontese, el pimienta. Ma tante cose come Luma ha fatto l'altro día a mente, muchas cosas que hicimos a mente el otro día también, que cambiando del castellano al piemontés, cambian de masculino a femenino. Sì, Tantas palabras. Nauta lenga. Come la farciolina, claro. la tomática. En Castilla es un masquil. Sí. El tenedor, el tomate. Juan, que paso de la trameruma al piemontés,
a cambia il sesso. cambia il sesso. Ma che non parlé da Lucalè, la pimienta, il pepe o il pe? Proprio, Dai, cada sua storia, sua bella è storia. ben antica. Sì. Dice che più o meno 2000 anni prima Gesù Cristo. Guardati. Alle Pare che l'ultima cena Gesù Cristo l'avrà fatta, l'avrà abitata con te. l'avrà condimentato con lui. A discale è una delle specie più antiche e più valor del mondo. Guardati. In la India es durava per specie, per condimento e anche per medicina. Ah, tutte e due cose. E nel secolo 3 prima di Gesù Cristo alla passata a essere una dei principali mercanzie e commerci. Guardati. Una de las principales mercancías de comercio, tra la India y la región del Mediterráneo. Así que era una de las principales mercaderías, digamos así, del comercio entre la India y toda la parte del Mediterráneo. La pimienta, el pepe, era uno de los productos más importantes que se comercializaba, digamos así. E guarda el tema que su mancamino a parlare, secolo 3 prima di Gesù Cristo. Amado, Come dicesti, il pepe la staita considerata la specie, la droga seria, perché seria droghe, sì, Proprio, come dicevo, nostri nonno quando parlavo in piemontese, doma che te il droghe. Il droghe per i salami. Sì, e l'indrinta era il pever, la nus muscà, il ciot garofo, che i dindi sulla canela. Sì. Pare che è stata considerata per tanto tempo come la droga più valore alla via. Per cosa? Perché era tanto resistente con il tempo. Per lì si sdrissela, per chila andasia pa, marsava pa, stava sempre lì bene, diciamo pare. Per lì conservesse in buon stato, come pare. Es conservava per tanto tempo. Per tanto tempo, proprio pare. Il commercio, come l'uomo di prima, era controllato per i genovesi e per i veneziani. Tutte e due mire che arrivava tutto lo che era le barche di Roma Parai con tutto il commercio che faceva da tutta la roba, e la roba che entrava, ahí era con il pepe. E di Roma Parai che lo portava desde las Indias orientales dopo allo spatarao per tutto il Mediterraneo. Tale era l'importanza, che ante il secolo X alla passare o alla convertirse en la reina de especies, de Así que pasó a ser la reina de las especies. Idea che lei pure abbastanza ramba, Più o meno, più o meno. E Drissa Lauria con cosa un dite ore? As durava come una moneda, come sol e cambi. Podías pagar con pimienta, digamos así. Proprio. Qué valor cada día. Tenda con la importanza cada día. Alla stai d'epoche, il momento tra il secolo III e il secolo XV, che il pever era chiamato el oro negro. El oro negro. El oro negro. Así que imagínense el valor que habrá tenido la pimienta, que en su momento llegó a llamarse el oro negro. El valor que habrá tenido. Per carità, En quel momento che entre il monopoli lì, chi l'aveva il monopoli dal pever, all'anfala stendarea era scarsa e era deciderà. Allora che alla convertisse proprio ben cara. Ben cara. Extremadamente dice que la gente que hacía, digamos, para la producción de lo que era el pever, había como en secreto, estar más que ni sabía para due le gavavo, para que l'ur amanejava l'ur y sol
Cavalia, diciamo Paraina, Il monopolio lì che ha comandato tutto il commercio di Sì. scagliero, come diciamo noi, arabe. Arabe, Eh? eh? Arabo, dice il piemontese. Arabe. Sì. Guardati, eh? Tante volte dice che il pever alla staita picar que lor. Muchas veces la pimienta por mucho tiempo estuvo costando mucho más que el oro. Su precio era más caro que tan sia dall'oro o como d'argent, del oro y de la plata, Guarda ma che il prezzo che la via, Cioè, perché l'oro, quando ti va a andare il tempo, ha sempre valuto. sempre valuto. Sempre valuto. Sì, sì. E tante volte, Paulín, guarda, quando tu lo calera il cambio, diciamo, parai i sol ayer poche, porque, diciamo, parai, no se emitía dinero como se emite en la edad moderna, diciamo, parai, as dourava per pagare de stipendi, diciamo, así, salario, perché quando ti affittaves acá, cuando vos alquilabas una casa, digamos así, e a ten na riserva di Zuma Parae o Baruné et Peder, daría como de status, como que vos, es como sería como ahorrar dólares, digamos así, tener un ahorro en dinero, en dólares o en oro, que te da un estatus de vida, tener, digamos así, una reserva de pimienta te daba un estatus social. Ma pensa ma, a valia pique l'oro. Pensa, se ti la vies a frisar en tu acá, peber, que tienes, insomma, que tienes pimpiasat la sacocha. Sí, sí, Le parece. Entre il secolo XV, Paulín, diciamo parai che era poche et metai precia, valius, metales preciosos, en la Europa el paper all'estaita come un sostituto monetario, diciamo parai, ti andasies et pagaves con paper. Appiai il post ai sol. Ai sol. Appiai il post ai sol. As dis que as dizia, lo que cuenta un po' la storia, che na bella caria, diciamo parai, et pever, arrivava a costar, digamos así, a valer, pi que la fortuna dan bel, diciamo parai, en senatura, en una cosa de la política bien pesante, un buen cargamento de pimienta valía más que la fortuna de un senador o que de un político importante. Guarda che ahí era una roba cara e tutto, lo lì vuol dire che la gente che era la politica bagnava già sui soldi. Bagnava già sui soldi. Insomma, parlé dal secolo XV più o meno, Paolino, No, però perché fugni un'idea in zig-zag, come dices ti, una chica bolsita, un zig-zag, una bolsita chita paper, avalía lo que bañaba en trabajador en toda su vida. Así que una bolsita chica de pimienta valía lo que ganaba un trabajador en toda su vida. Magite lo que va a gustar, Sagrente pa che l'avranno misurata a Dubrela, chi che ero gente parai povera, l'avranno misurata a Dubrela. Una bella comparación, diciamo, parai, perché vos imaginate, Pablito, que un saco de pimientas no tan grande que tenga el valor de un salario de un empleado de toda su vida, pensa che sarebbe proprio una bursetta, come diciamo noi, e tendasia tutta la vita travai per arrivare a Catela. Madonna, Dopo dis che in 1453, con lo che andai giù, la caída, come diciamo in Castiglia, che là andai Tarabel, Costantinopla, in man dei turc, alla frenasse tutto il commercio. El comercio de la pimienta ahí se frenó todo. Sí. Tutte specie in generale e ancora più che il del paper. El del paper, Cosa passa con l'uomo? Cosa l'hanno avuto a fare? Sorprendente a ser qué. Salir a buscar propiamente, porque si ya con esto los turcos no te dejaban, digamos así, traer mercadería, entonces hay que salir a buscar. Insomma, cammin che parluma, Paolin, dal 1400 passa,
Es más o menos la época de que salieron, Colón y Un pochettino prima, però in era già gente che ha detto che una grossa quantità di naviganti Sí, hanno sortito per il mare con la fin e trovare nuove rotte, nuovi cammini, nuove strade, nuove vie. Una è stata Vasco da Gama, che arriva all'Africa. E dopo, con l'intento da fare Colón, che arriva all'America. all'America. All'America, alla Truane, perché diciamo pare che il pever alle pa originare sì l'America. No, Hay cose che se smiu al pever, ma sono pas pever. sono il Fauspeer. 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 Probabilmente. Però è che Vasco da Gama prima arriva all'Africa Sì. e dopo l'intento di Colón arrivare alla India, Alla India che llegò all'arrivare sì, alla descubrirne noi. Ah, sì, altro che a noi, portarsi via. Una cosa che mi sempre divito se chi l'avrà parlato di secondi, che la via No, sai fa. sì. Paulín, guarda, has dit que perché il valor che alla via il paper, che alla staita proprio con il tempo, che alla staita tanto tempo con un gros valor, tutta la gente che trabajaba, diciamo, para a Ampilé, Isaac, los estibadores, como decimos acá, los estibadores de bolsa, la viuda de con la roba, diciamo parai, senza sacocha, sin bolsillo e anche senza piegue, sin dobladillos en la ropa, por miedo a que se puedan robar granos de pimienta, per la pur che rubaisu et pever. Sì, proprio magla roba para scegliere, senza Sí, niente. niente. Así que la gente que iba a trabajar, los estibadores de lo que era todo lo que era la pimienta, del movimiento de las especies, especialmente de la pimienta, los trabajadores iban con ropa sin bolsillo y sin dobladillos para evitar que se roben granos de pimienta. Le mi per lì che discagliero tempo che il pever spuntava grana a grana. Grano a grano, guardati. Grana a grana. Madonna, una data che l'uma cercà e l'uma vista un po' lì, mentre che guardavo tante cose dal Pever, ha detto che l'importazione che aveva entrata a Europa, il consumo che era in quel tempo lì, ascolta bene, è per tutta la gente. 3 milioni di chili per anno as consumía. 3 millones de kilos de pimienta por año se consumían en Europa, tan sia per la cucina e per medicina, Pablito. Proprio. E tenda con che la popolazione era tan grossa come ora. No, pero... Minchia parliamo di tanti anni andare. Sí, pero ahí es con alta cosa. Per il valor che era, convenia di Zuma Parai e Baronet et Pever, pa et sol. Sai pase che il tempo lì sarà stata la lira o cosa l'avrà stata, pero en vez de ahorrar digamos así, en oro, en plata o en pesos, o lo que había en ese momento, en moneda corriente, se ahorraba en pimienta. Por eso también la cantidad de importación, los kilos de importación de pimienta, porque la gente ahorraba en pimienta. Un'altra cosa che certifica lo che l'has detto te, un momentino andare, che costava più che l'oro e che l'argento, è che dice che entre il secolo VII en España, Isidoro de Sevilla, un personaggio de la stai testimone, la visto chiel, un soioi, che i commercianti ha giuntato en drinta al paper la resura dell'argento. Así que imagínense que para hacerla más pesada la pimienta, le ponían limadura de plata. Así que
como para llegar a imaginarse el costo que tenía la pimienta. El argento, la plata, y era più economica, costava meno che il pever, e ahí era peisa, greva. Allora masciavo... L'avranno fatta con la gratuita. Mangiavo, bene che ero... Sì, io contra. Con la gratuita, la grattavo lì fino a fino, la masciavo lì, va a sapere cosa facevo, Va a sapere Che tragacca facevo. proprio, Che tragacca facevo. non li sai che, come dicevo, bel commercio. Che bel commercio. Che bel commercio. Dopo racconta un po' la storia che quando arriva, diciamo, per Colombe, le sia tutto che era America, ha portato volta tante cose la gira a Europa. Entre le cose che ha portato il Cile, Paolino. Seria il Purunin Il Purunin lì, cheat dalla parola mala, gramma, diciamo, sì. che di Ethiopia si fa brusare fino al, diciamo, Sì, che stia a portarlo come per fare il cambio per il pever. per il camber per il pepe. Da quel momento lì, dopo la pianta si dal Cile, che era diciamo, originaria sì d'America, squadre d'America centrale, dal sud, diciamo, che l'ha entrata l'Europa dopo la spattarasse per tutto il mondo, perché era una pianta che ha amnesia per tutte mire. Ma a disca a tardasso tempo, A tardasso a tempo. tardasso tempo, A tardasso tempo. ma poco a poco, diciamo che con questi condimenti neu, Sì. all'ambita il pever un po' a sopporto. Un po' exactamente. Con todo, con el viaje, los viajes de Colón, se llevaron muchísimas cosas de acá, digamos, especias, muchas cosas que en Europa no estaba. Entre ellas estaba el Chile. El Chile rápidamente, algunos dicen que un poquito más lento, pero se desparramó por toda Europa, digamos así, lo que hizo que fuera reemplazando de a poco a la pimienta. Entonces, al estarse reemplazado, ¿qué hizo? El valor empezó a bajar, pero igual seguía siendo digamos así, algo preciado, algo de mucho valor. Sì, un condimento caro. Ma condimento poco la arriva che almeno la gente per la catena. Ah, per catena, Sì. proprio per Paoli, Perché in quel momento lì non stai mai perché i denti. La pianta, non me la perché mi sapevo pa la pianta del pever come l'era. La pianta, dice che è una pianta che perenne, che arrampia tra 4 e 10 metri d'altezza. È una planta come acá normalmente le decimos una enredadera. Proprio, sì, diventa come che la causa un po' perché chi la monta. Perché chi la monta, Chi camunta, chi cacala. Sì. Servirà per fare la toppia? Sei pa, A di palo, che non mi ha visto. No. Et feie sono voilà, vin verde, vin scur. Le radici, Paolin, e tutta la gente con te, la radice dalla pianta del pever, sono quasi tutte fuori dalla terra. Ah, guarda. Una curiosità che lui lo sapevo pa. No, mia. Neanche sapevo pa. Il fiore, dice che sono ben vincite e quando finisce il fiore, vele lì a fan il frutto. Lo que acá le llamamos normalmente las bayas, Pablito, Las bayas que son tipo la chaucha, una cosa así, que son i cócule. Cócule stiamo in piemontese. Sì, has visto che in si foto se che i due alla mai visto una foto da come la frutta, come caria, a caria come se fece una papa d'uva, Una rapa d'uva. Però se con la baggia, la sario i cocule in piemontese. Cocule in piemontese. Proprio per Paolino. Paolino, via se non mi con un po' di musica, Amniría bien. Estai. Así que vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a seguir chacharando un poco de todo lo que es la fare de la pimienta. Ataca ya a piqué. A piqué. Vamos a escuchar un po' di musica
Ya volvemos. Marieta Lebela, Piuma Nachuca en Duma Truele. E Selvin Alebun, Marieta Lebela. Marieta Lebela. Una volta che c'è Ciuc, Luline per piet curaglie proprio, una volta che c'è Ciuc, tutta Lebela. Tutte le belle, fate curaglie, proprio curaglie. para ahí. Una bella canción. Vamos a saludar, como les dije, de vuelta a toda la gente que sigue nuestra programación, a todos los que hacen comentarios, el doctor Oski, il dottor Oski Belcita Ramunga che la fa commentare anche alla sua pagina in Facebook, a livello per fare visite. Proprio para ahí. A nuestro amigo Julián Ratti, que también siempre nos acompaña con su música, al amigo Loris Galo, de allá del Piemonte, Italia, a nuestra Lady, que la fa una bella chacharaco con la programación que lo hemos fatto la semana pasada, Paulín. Per tanta gente. Insomma, también que Parluma, estamos chacharando un poco de todo lo que lee el paver, que en castellano es la pimienta, aunque lo trameiruma al piemontés le dalla femmina al maschile, proprio per ahí. Come tante sono due lingue diverse. Proprio per ahí. Diverse, Paulín. Diciamo per ahí, ¿la pimienta es siempre la misma o hay distintas plantas de pimienta por el color? La pianta del pever, ¿è sempre la medesima o c'è una che per il pever nero, l'altra per il bianco, l'altra per il verde, il rosso? Come è l'affare, Paolino? E l'affare è parei, che pianta in aiema una sola. Finit fene. Dopo dipende come ti cueilles la còcula, la basa, a fare il raccolto. Secondo il momento che ti fai il raccolto, quando ti cueilles,
e come la fas se che a dipende dopo dal colore che chi la resta. Ardati, come le la fare? Ta come con il pever, arda lì, ner o neir, alle convindit, Ne o neiva? Sì, pero como lee el pever, ale Ale ner. ner o neir. Neir. Sí. Así que bueno, vamos a empezar con la pimienta negra, que como les dijo Pablito recién, la pimienta es una sola planta y de acuerdo a cómo vos la juntés, cómo hagas la cosecha, el racol, va a depender, y el proceso que le hagas después, va a depender del color y de sus propiedades también. Vamos a empezar con la negra, Pablito. Ta come con la negra. Bien, Venta fe il raccolto quando la coccola, la basa, sí. all'ancora verdad. Alencura E verde. fa mura. Bien, E venta fe la se che al sul, sí. fin tan che chi la ven a rupia, che ven a fiappa, che ven a Fiappa. rupia, Sí. e lì a ven scura. Pasa. Que venga pasa, fiapa. Fiappa proprio, E quando ven fiappa, chi la ven tutta... Así que para, digamos así, para la pimienta negra se junta cuando la baya está todavía verde, se deja secar al sol, ahí se pone oscura y se arruga, digamos así. Sì, Ese, sta nera. ahí está negra. Y la pimienta blanca, Pablito, el Peiber Bianc, Venta chi la, quando sue coccole, a siu bin mure, che sono russe. árdati. Son russe. Cosas na fa? Ti vites a mei a remojar. Sí. Ti vites a mei endeva para ella ven mola tutta la parte de fuera, ti gaves la pulpa lì de fuera, La playa, diciamo, Sí. para, se enlaces la parte d'andrinta. Sería como el fruit. Ecco, la parte d'andrinta e lì lo fa che e resta bianca. Así que para la pimienta blanca, cuando la baya ya está seca, digamos así, se junta, se deja se remojar en agua para que se ablande la parte de afuera, digamos así, la cáscara de afuera, y Bene. ahí queda ya la nuez, guarda así, son mancaminca paluma del peibe, para el nuez. Ahí queda la pimienta, queda blanca. Ma sai che la parte lì fuori è pa magna plöja, perché dis la pulpa. La pulpa, sai che è una cosa Una spessa. cosa spessa. Spessa. Proprio per ahí. E la verda, Paulin? Il momento del raccolto alle coi stes che per il pever neir, Sta che sia verda. verda, Bien. Luca cambia, Sì. che venta conservela in sala megra, Come in iulina, salmuera, per per mantenere il suo colore, Sì. mantiene verda e il sapore, il gusto, Sì. resta pa picante. Ah, mira vos. Así que dentro de las tres variedades que produce la planta de pimienta, que depende de la cosecha y de los tratamientos que le hagamos, digamos así, está la negra, la blanca y la verde que se cosecha. Igual que la negra, cuando la baya está verde, pero después se conserva como la aceituna, en salmuera. El olía fa que su gusto, su sabor hacía pa picante. Entonces es más suave. La pimienta verde es más suave. Ahora tiene una cosa che dopo come Luma di prima, Paulín, estas son las tres variedades de pimienta que se originales y originali di Suma Parain, Questa sia il verpe. El verde. I eiti che tante volte a me non manca il nome, Sí, però sono un po' di eite cose. sí. Como habíamos dicho recién, todo lo que fue la colonización llevó de vuelta a España gran cantidad de especias que son las falsas pimientas. Hay D'ogni sorta. sí, D'ogni sorta. infinidades de una quantità da tutto calé che asfanciame et peiver, che son pa ver peiver. No, ma l'hanno servito perché il pever ver a calaisa il prezzo. Et prese. Perché te no pidió para Cataluña. No. Como pasó con el chile, pasó también con las falsas pimientas,
la pimienta de Jamaica, la pimienta de Cayena, la pimienta de... Hay Ayer, lo que sea, infinidades, uno se pone a mirar, pero no son verdaderas pimientas, es Paulín? la razón. Paulín, na pare che la stame sempre belle lì, insomma, per ahí, nel tintero, ti che fas salam, vos che haces los chorizos, cuando vas a caté, insomma, el paper, come sa, come sasti e come sa il commerciante a vende la quantità che fa da manca, insomma, per ahí. O te cates más per caté, compras por comprar, o cómo se calcula más o menos la No, no, pimienta. ahí è la forma da stimare. Insomma che quando in ammassa i crin in ca, la Cioè, forma di condimentè all'ancora calin una volta, senza dovrei niente capelli, né niente. no. Asbita con il cuchar da pie la mnestra, la cuchara sopera, Ah, un cuchar bin carià, c'è, neanche calavia pa la purmulura che versa, no, no, bin carià, c'è, pero que hacía bien caria, que hacía pa ras, no, para no, rasar, ¿no? no, no, Per 10 kilos de carne. perdés. Luli sería como una proporción, digamos así, Tu hai visto para eh? 2 per tolla, dicevo. Due per tola, La tolla da 20 kg eh? sarebbe per 10 kg di carne una cucciara para Una cucharada. ma i commercianti a misura pa para No. loro a San già che dice che Tit vas, pensa che mi un pa, disuma parai habituado a fet salam. Yo no estoy habituado a hacer chorizo y quiero ir a comprar la pimienta y le digo al comerciante, voy a hacer 200 kilos de chorizo lo bueno, una fe 200 kilos de salam dal boom. Chi alla sa perdeme se il asa, pever che va e come sa? e asa. Perché chi ha, lo prima che avete il conto è la sala, al 3%. È il 3%. Non è che dicono che hanno avuto il 2,80, però ti la stime 200 kg, Cioè, 2 per 3, 6. sì, 6 kg di sale. bene. Pagava il medesimo conto, però al 3 per 1000. Il 3 per Per 1000. 1000. Nus Sì, e per il primo. Sì, il 3 per 1000. il 3 per 1000. Allora che sarebbe 60 grammi di nus e 60 grammi di peper. Así que sería 6, el 3 por 1000 se Sì, saca. sì. E dopo il garofo, tutto lì, è Sì. già steam perché ha sbitto parei a pignare A gusto. per 100 kg. Así que el comerciante ya sabe que tiene que venderte el 3 por 1000 para... Cacucciarà lì che è una vita, Sí, cacucciarà lì che è una vita per 10 kg di carne sí. rappresenta il 3 per 1000. Andati. Sì, più o meno è una cosa, dopo ne danno un pochettino, Andati. ma più o meno le Más o menos, la cucharada sopera más o menos el 3 por 1000. Diciamo, para- il 3 per 1000. Andati. Una cosa que sabía papá también, ¿eh? Come il paver ancora il dir anche, diciamo, parai la gran parai completa, Sì, ne hai tanti che ne hanno è avuto tanti parei. se quando fa parai, diciamo, parai la carne al brus, tutte le cose parai, ne butta la grana, la mortadella butta ancora la grana, completa, diciamo, parai dal paver, Sì. ma tanta gente, come il dir anche as dovrà mulinà. En primi tempi, diciamo, parei, as dobrava lo que pele sí, chamuma los morteros, Pablito, ¿eh? Sai pa come es dire, il murté seria. Il mortè, El murté, che lo Lo pistau. lì che, insomma, ciaputela, capulera, Sì. quella alla fiaccava. Lo fiaccava. Sì. Lo fiaccava finché lo trittava tutti, Sì, parei, sì. Però ora con le macchine che hai, smulinas per dire. Sì, al dire anche disca prima da inventesse che il caffè la patenta, diciamo, una volta dicevo alaga va la patenta, Sì. prima da che il calaga va la patenta, diciamo per disca la storia conta che non era qualcuno che l'aveva fatto già da 3 per 1000 Paolino, Sì.
Sì. E tan sia et bos come et tol. Dopo, guarda, una cosa che questa sé che la sapiu, Paolino, e un contei a te e a tutta la gente. Nel 1942, nel 1842, un'impresa francese, la marca Peugeot, La medesima marca che fa i macchine i di macchine. automobili. Prima ed automobili, fabbricava macchine da 3 per Mulinet el Pever, Paolino. Guarda Marco. Así que la empresa francesa Peugeot en 1842, antes de ponerse a fabricar autos, fabricaba molinillos de café, Paulino. Una cosa que mi Luli lo sabía pa. Che alla via, diciamo, para un sistema, una cosa stria come se fosse un engranage, che servia per Mulinet, Paulino. I canali lì, Cioè, righe lì, i righe lì. a Milinao. A Mulinavo. Ti sai come si chiama proprio in piemontese? Lo che noi diciamo il mulin dal pever? Sì, diciamo il Mulin a Pever. Sì, il mulin a pever, però di scala proprio un nome specifico. Arrati, Che si chiama il Pevrin. il Peivrin. Il Pevrin. Arrati, lui lo sapeva qua. Sì, Il Peivrin. il Pevrin. Almeno per adesso chi casane, chi casane lunga. Mila una bella varietà, l'hai un con un cassiottit, dopo l'hai un return, parai, come si fa un tubo, dopo l'hai altri più moderni, insomma, parai, con una tola, con Sì, sì. Che lì anche cosa stiamo Peirin. Guardati, una bella cosa. Ti sai che, giusto che parlavi, che si sgnacavano il mortè, che dopo la forma milinela, e l'avevi stuccato prima l'argomento di salam. La gente che va a te la droga per condimentare i salam, ai piace pa che sia proprio una puer, No, che sia milinà, che l'abbia una gran accita. ma che dentro ti vedi che frisine lì, che noto, che sia pa una puer. La gente, mia, che piace che la Melin è lì davanti a Piazza. Ah, sì, sì. Perché che storia lì che l'avendo mascià alla state? Alla stai, Sì. la masciavo con d'argento, Sì. la sembra un po' mascetta al dire anche. Contavo in nonno che tante commercianti per lì abitavo di altre cose, cose che magari alla sgairavo dal tutto, No. ma stasera un paver più leggere lo vendivo per boom. Sì, sì. Nel 1974 l'impresa Peugeot alla fabbrica, alla fight il modello Z, di scalera il prima Mulina Pever di Zuma Parei, che alla fai una cosa, un utensilio, una tres indispensabile per la tavola, per la cucina di Zuma Parei. Se o se ventava velo. Se o se ventava, tengo lì ben a mano. Ma diciamo che anche quando ti guardi la televisione, che è i cucinieri da alta scuola, i chef, come diciamo noi, i cuoco, come diciamo gli italiani. Ti all'anno al corpo. Ti adoro lì. E ne hai tante cose da mangiare che alle belle vitamine insieme, no? Come io al paletto, lo uovo fritto. Sgraneio, buttai un po' di pepe, giuri, va proprio. Paolino, un contente, l'impresa Peugeot alla seguità a fabbricare tutte le attrezzi, alla fatta un modello che si chiama Bristo, parai come si chiama, che al día anche acerta en cure al mercado. El día de hoy todavía sigue al mercado por la fama que tuvieron los molinillos marca Peugeot. E con la marca Peugeot, ancora vendi la patenta? Come la patenta no, il brevetto a niente. No, a seguito a fello loro. Da 1970 che celebra il Dì Mondiale del Peugeot. Andati. Lo lì alla stai buttando in post. Así que hay un día mundial de los pimenteros, digamos. Dal 1970 che aspetta. Lo ma abitato per esempio in Argentina? Dimmi no. Che no.
la Federación Internacional d'Associacions et Chefs, Guardati. per fer anar conociment a la importància del peurín, del pimentiero, come na tres essencial per condimentar e de sabor e de gust, Sí. sabor a tutte i robe da mangiare e tutte i culture que hi ha d'entorn del món. Así que lo eligieron desde 1970, se celebra el Día del Pimentero, digamos así, por la importancia que tiene en la cocina alrededor del mundo. Una fare che è ien di proprio special Proprio que completare il di. fa onore al dì que l'ha nascut Peugeot. Guardati, il Parin Peugeot. El Parin Peugeot. Il Parin Peugeot all'anà, che Es dici? mia que sto bel sì l'ha nascut el 29 de dicembre, pare che il dì del peurin, del pimentero, è il 29 de dicembre. Insomma, già abbastanza ramba, Paolino, eh? Manca poco. Manca Festeggiamo Natal, festeggiamo il dì del peurin e arriva dalla mia. Il countdown, come dicono. Va bene perché ora per mangiare in crinotto qualche cosa, Pever ventavite. Antabete Un poco de pever, un poco de nuez, ventavite. Así que bueno, contarles a la gente, la fare de hoy era hablar un poquito de la pimienta. Y terminamos hablando del molinillo, el molinillo que es el Peibrin, que lo terminó fabricando Peugeot antes de que fabricara autos. Una fare que la verdad que... Ma en qué ca a la pastaine el peurin e in che ca l'ampamulina il pever. Il pever tan dura e anche il nonno una volta quanto si complicava che aveva un problema con il camule dentro la guardaroba hanno abitato il pever millinato. dopo la roba faceva straniero Proprio para, però guarda ma a servire lo calando in la testa per combattere per dare alla fine al camule abitavo alla polizia. La polizia, il camule e la polizia abitavo il pever dentro el guardaroba. Bien, Paulín, Luma Uruguay a la fin, llegamos a la fin de otra programación de Ale para y la Fare. Hoy hablamos de la pimienta, de dónde viene, de dónde es originaria, lo que valía en su época, que sigue valiendo, sigue teniendo con el curso del tiempo, sigue teniendo su valor, no como en la antigüedad que llegó a valer más que el oro y que la plata. Se mezclaba con plata para que sea más pesada, tenía un costo altísimo. Después, con los colonizadores, fueron entrando otras especias y bueno, fue bajando un poco el precio, fue equilibrándose un poco y terminamos, como dije recién, hablando del molinillo, que la verdad que no sabíamos que lo había inventado Peugeot antes de fabricar autos. E para Maglulí, seguite ancora Sigue todavía fábrica Peugeot. Para che qualche cosa che salsa della pimienta, sgnacca al dil, del pever, sgnacca al dil, è fatto commentare. Ecco, che sicuramente in hai tante cose più. Sì, tanta gente che sa tante cose che niente, l'uma la sala per cosa, perché il tempo all'incretino. All'incretino. Una sempre via. Bien, se digo él, se sentuma la semana que viene con un'altra programmazione dalle Para e la Fare. Sarà fino alla domenica che viene, continuiamo a tornare sì a battere il taccone. Aspettiamo che tu finisci bene la domenica e come diciamo sempre, che domani lunes sta con una buona settimana a lavorare. Bene. Che travagliare alle salute. Alle salute. Trabaja a ti, mismo chapetto scavo. Fino alla settimana che viene. Ciao a tutti. Ciao. Auspician Ale Parei La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe, Agroveterinaria Le Vaque. Acompañan la transmisión FM 100, 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7
de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia.